Ecco a voi l'ottavo continente, il Madagascar. Dalla terra rossa e dalle 18 etnie, terrazze di risaie, dai verdi cangianti e dalle 1000 sorprese. Per noi ha inizio l'avventura ammassata in un fuoristrada tra fango e canyon e la speranza di non restare impantanati. Anche se la solidarietà non manca e all'occasione tutti corrono in aiuto. Attraversiamo città-villaggio, qui il tempo si è fermato. Piccoli banchi improvvisati, un microcommercio tra cassoni di immondizia che domani verrà riciclata dai poveri. Finalmente i bambini, sempre felici, i loro sorrisi ci scaldano il cuore. Unici mezzi di trasporto, i carri con le ruote di legno e i risciò scampanellanti. Qui si lavora tutti insieme per una ragione speciale. La costruzione di un dispensario medico in piena foresta, voluto da padre Fedele Bisceglia e sovvenzionato dai benefattori canadesi e italiani. Aiuterà centinaia di persone del villaggio di Zaffi Maniri e di quelli vicini. La semplicità povera e umile delle abitazioni di legno annerite dal fumo di una cucina primitiva. E poi, ennesimo regalo di padre Fedele, un generatore di corrente. Garantirà alcune ore di luce la sera, che qui è più buia del resto del mondo. Per un bimbo la novità è un palloncino rosso. Corre felice tra i fagioli messi a seccare ed il riso da pulire. Unico svago che ci concediamo, il bucato nel fiume. Per i più piccoli un albero a strapiombo sulle risaie o un motivo di gioco, oppure ascoltare il rumore mentre si rompono i sassi. Attraverso le mani non solo il calore, ma la promessa che noi ci saremo. In fondo loro non conoscono il resto del mondo e ciò li rende felici e forse più liberi. Accudire i fratellini più piccoli è normale per le bambine e poi incontri lo sguardo di una principessa. Nel fiume li vedi pescare i granchi rossi che orgogliosi ti offriranno la sera arrostiti. Questo non è un campo arato, ma è un campo di calcio. Rincorrono un pallone di stoffa e quando si mangia non si spreca neanche un chicco di riso. A scuola con il diacono per crescere orgogliosi del proprio paese. In chiesa per pregare e ringraziare un missionario che a 83 anni ha mantenuto la parola. Nel mio cuore mettete le vostre sofferenze, qui costruiremo un dispensario. C'è chi dorme e sogna e chi sogna ad occhi aperti. Un buon raccolto, un carretto nuovo, riparare la casa, credere nel nostro ritorno e aspettarci in chiesa. Un'altalena di gioia e di speranza tra chi ripara un vecchio ombrello accanto alla boutique della carne, su una strada polverosa ed una rossa di fango appena rimosso. I loro occhi non chiedono nulla, ma affidano ad un gioco mai visto un sorriso. Noi ritorneremo, Tianai Yanareo, Veluma. Teresa, quando siete tornati? Sono già 12-13 giorni e devo dire che già ci manca, vorremmo essere ancora lì. Tu hai fotografato ciò che è stato praticamente il vostro viaggio, no? Sì. È la seconda volta che tu È la vai seconda volta. in quell'area. La seconda volta e devo dire che sogno di andarci altre volte insieme a Padre Fedele perché lui è il nostro maestro, ci ha inoculato questo sentimento di solidarietà, di amore per i poveri e quindi andare lì per noi è molto importante. Posso chiederti con quale spirito ci sei andata e dopo che sei arrivata in quella terra che cosa hai vissuto dentro? Ti sei pentita? Hai avuto un momento di sbandamento? Dove mi trovo qui? Allora, è la seconda volta. La sì, prima volta devo dire dura, che è stato terribile perché ti trovi in un medioevo. Ti guardi attorno e vedi che c'è una realtà che è lontanissima da quella che vivi tutti i giorni a casa tua, nella tua città. La seconda volta sapevo già quello che mi aspettavo. Noi intanto possiamo vedere, chiedo alla regia, ogni tanto delle foto che tu hai scattato. Dicevi? Ma la seconda volta è stata, diciamo, piena di speranza e non mi aspettavo grandi cambiamenti.
mentre invece nell'animo della gente è rimasto il nostro nome, il desiderio di rivederci e quindi la speranza in noi, la fiducia in noi, per qualcosa che potevamo cambiare. Tu mi hai detto prima di andare in onda che hai sofferto la sete. Sì, un mese Racconti. senza bere acqua. Come Abbiamo si bevuto l'acqua del riso, che è un'acqua bollita e filtrata, perché loro sono ricchissimi di acqua, ma il problema è che l'acqua contiene dei batteri, per cui noi, nonostante fossimo stati vaccinati, era un rischio. Non basta nemmeno un vaccino. Non basta, perché c'è una patologia che è chiamata la diarrea del viaggiatore, che ti costringe ad stare in toilette per un mese, per cui noi siamo stati costretti, un mese, quindi siamo stati costretti a bere quest'acqua di riso, calda tra l'altro. E io ricordo che desideravamo una bottiglia d'acqua, abbiamo fatto 14 chilometri a piedi per comprarne una, che poi abbiamo diviso, ma è durata un attimo. Una bottiglia? Una bottiglia, perché non ce n'era. In un piccolo villaggio che era vicino al nostro villaggio, e praticamente in questo villaggio siamo andati altre volte perché avevamo finito i fazzolettini del naso, avevamo il raffreddore fortissimo e convinti, speranzosi, ne abbiamo trovato un pacchetto, e quindi questi sono i disagi semplici che abbiamo affrontato noi, ma ce ne sono stati tanti altri che per loro sono la quotidianità. Quindi cucinavate da soli? No, cucinavano le suore insieme alle aspiranti suore su 3 Quante pietre. ce ne sono? Allora ci sono 4 suore che sono nel villaggio, un sacerdote che è questo nostro punto di riferimento, padre Antoine Rivo, e poi ci sono altre 5-6, dipende, le postulanti, che sarebbero queste aspiranti suore, queste ragazze che il loro sogno è quello di diventare suore. Questo è l'orario del pranzo, no? Sì. Qui avevano cucinato le suore? Qui hanno cucinato le suore del riso con dei fagioli. Questi sono, diciamo, i piatti e il massimo. Quindi tutti intorno a questa... Sì. Alla tavola, che poi a È una tovaglia stuoia, messa che era per terra, no? Messa per terra, che serve per servire il pranzo, per mantenere un minimo di igiene, no? Certo. in questa cosa. E avete vissuto nelle capanne anche voi? Nelle no? capanne, abbiamo vissuto nelle capanne, abbiamo vissuto al buio, perché non c'è la corrente elettrica, quindi non c'è energia, ragion per cui avevamo un piccolo pannello solare attraverso il quale riuscivamo ad avere queste poche ore di luce. Nessun contatto col mondo? No, infatti noi il telefonino l'abbiamo dovuto spegnere perché si è scaricato, non avevamo come caricarlo. Non c'era la possibilità? No, assolutamente. E questo è un villaggio che si trova dove esattamente? Allora, noi arrivati ad Antananarivo siamo andati ad Ambositra, che è una provincia. Da Ambositra, in piena foresta, e questo villaggio, che è un villaggio Zafmaniri, che è un'etnia, si chiama Amboi Manzaka. Il villaggio invece dove siamo andati a comprare l'acqua, i fazzolettini di cui ti parlavo, è un villaggio vicino. Una realtà completamente diversa dalla nostra. E quanti abitanti ci sono in questo villaggio piccolo? Ma diciamo che all'incirca sono 1000 gli abitanti, perché poi sono sparsi nella foresta. Molti bambini ci sono tanti bambini, un sacco di bambini con il pancino gonfio, perché hanno un'alimentazione molto povera, nonostante abbiano tanto, ma preferiscono venderlo per poter guadagnare qualche soldino e consentire nel momento del bisogno alla famiglia di poter coprire le spese. E da lì il primo posto utile, per esempio, per la scuola, per l'ospedale, a quanti chilometri dista? Allora, diciamo che al di là dei chilometri sono 2 giorni di marcia, 2 giorni con la macchina, con un pick-up, perché le strade non esistono. Quindi se uno sta male, sta lì, non c'è speranza. Tu pensa che il capovillaggio ha chiamato Padre Fedele perché c'era una donna che era appoggiata su una stuoia e non si muoveva, non si capiva che patologia avesse. Questa donna invece, quando è andato Padre Fedele, ha capito che aveva avuto un'ischemia. E dove la porti? Non la puoi trasportare, non hai i mezzi, non hai i soldi, non ha nessuna possibilità di salvarsi.
Perché poi lì c'è una jeep a disposizione di tutto il villaggio, no? Nemmeno quello. No, neanche quella. Tu pensa che non conoscono le macchine. Loro vedono questa macchina e pensano che tutte le macchine nel mondo sono così, e ci sono villaggi che non hanno mai visto una macchina. Quindi questa macchina c'è soltanto quando il sacerdote riesce a prenderla e ad arrivare. Ma lì c'è una missione, scusami. No? Lì ci sono le suore, ma non hanno mezzi di trasporto. Vivono lì. Vivono lì anche loro tempo. Nel disagio, ecco, nella questo è il villaggio, no? Sì, questa è una parte del villaggio. Sì, questo è l'ingresso. Questi sono i bambini che hanno scoperto gli spaghetti. Sono 2 orfani. È una cosa. Questi sono stati cucinati dalle suore. Dalle suore. Abbiamo insegnato noi come fare. Ma, queste suore sono italiane? No, sono delle suore sempre malgasce. Come vedi, i bambini, per loro la pasta è una novità, è qualcosa di nuovo che non hanno mai visto nella loro vita. E sono riuscite le suore a trovare le posate, perché non ci sono posate. Che è un'impresa anche quella, no? Padre Fedele, quanti anni vai in Africa? Sono circa 50 anni. Che vai 45. Ogni anno? Sempre. La prima volta che sono andato nel Madagascar sono 25 anni fa, sempre ho portato con me gli ultra. Siamo andati nel leprosario di Ambanza, nel nord del Madagascar. E lì qualcuno ha preso anche la malaria, Paride per esempio ha preso la malaria, le poracee. Ma ogni volta che io sono andato in Africa ho portato con me queste ragazze, veramente un'esperienza bellissima. Io quando dico che lo sport a Cosenza è qualcosa di eccezionale, perché abbiamo saputo coniugare lo sport con la solidarietà. Io come il nonno ma tu hai vissuto anche una brutta esperienza in Africa, no? Sì, quella nel Centrafrica, però nel 94 sono stato preso a Bangui con 2 mascette, mi hanno derubato i soldi che avevo portato. Allora erano 10 milioni di vecchie lire. Ma è bello anche, diciamo. Ma non hai avuto paura in quel. Paura quando ti vede uno che. E quindi perché dice una cosa bellissima? Perché dice una cosa bella anche questa? Meravigliosa, perché poi dopo entri in riflessione e Gesù Cristo ha messo sulla croce. Gli apostoli, San Paolo, quando hanno passato? Le mie sofferenze a confronto di queste non sono nulla, però io appartengo a quella scuola. Ma ci vai sempre con lo stesso spirito, sempre con la stessa gioia? Più forte, anche alla mia età adesso. Appena siamo mi pare di aver sentito, letto da qualche parte, che tu fermato dici, ma io, il mio sogno è quello di morire in Africa. Così. Ti ricordi? Cioè, forse 40 anni fa mi hai intervistato tu. Ma è così ancora? O hai cambiato idea? No, è così. Ecco, in quelle atmosfere, quegli scenari, con quel calore, no? Tu riesci nella a sentirti. Mi sento prete, mi sento sacerdote, mi sento chiamato da Dio. Io non ho nulla, come dice San Paolo, che non ho ricevuto. Quello che ho me l'ha dato il nostro Signore. Io ho 5 lauree, mica se scherzo, 4 specializzazioni, potrei stare con una gamba sull'altra, invece preferisco questa. La mia famiglia risiede tutta a Toronto, tra parentesi vado adesso a Toronto perché i miei non stanno bene e quindi praticamente vado per motivi, diciamo, di quarto comandamento, di onorare i genitori, anche se i miei genitori sono in paradiso adesso. Però io ho preferito l'Africa all'America. È una vocazione, è difficile poter spiegare la gioia di un sacerdote e quando mi sono successe le disavventure io ho gioito, anche se martorizzato, perché io cammino con il martirio incruento nelle mie tasche, però è bello poter dare agli altri quello che il Signore ti ha dato, essere missionario per le vie del mondo, trovare difficoltà, come diceva Teresa poco fa, qualche cosa di bello, magari 600 se
invece di bere vino, invece di bere acqua, bevi l'acqua del riso caldo, è una cosa bella, no? E quando oddio, proprio bella non è, ma insomma, ma è una questione che non c'è altro, insomma, no? Sì, è bella nel senso che ti ho detto poco fa, che lo fai per amore di Dio. Fare questo dispensario in piena foresta è come fare il Gemelli a Roma. Senti, Teresa, la notte è lunghissima, no? La notte è proprio lunga e c'è una peculiarità. C'è un gallo che praticamente nel villaggio, non essendoci orologi, non c'è nulla, comincia a cantare da mezzanotte. Quindi scandisce... Da mezzanotte canta il gallo. Poi tu ti accorgi che è l'alba perché i bambini cominciano a camminare, quindi se piove senti i piedi scalzi nelle pozzanghere e se invece non ha piovuto senti i bambini che rincorrono i genitori che vanno nelle risaie. Ma questo sempre molto molto presto. Ma quanto si guadagna lavorando nelle risaie? Guarda, il valore dei soldi lì è una cosa incredibile perché non esiste. Te ne accorgi soltanto quando loro entrano in un ospedale perché hanno bisogno di essere curati e quindi devono pagare. Il franco ariaro è veramente, che la moneta malgascia, è una sciocchezza. Loro amano anche tantissimo lo scambio, perché nella foresta c'è anche questa pratica, lo scambio, e c'è un microcommercio, loro si inventano baratto, di tutto, insomma. sì, il baratto. Questo tu mi dai quello. Quindi il riso, c'è un vero i e proprio, fagioli, c'è dire, un mercato, in cui sì, ci sono dei piccoli concretizza punti tutto questo... dove praticamente tu vedi che vanno e fanno questi scambi e poi c'è il mercato dove chiaramente vai a fare la spesa con i soldi, ma tu considera che un franco ariaro è una fesseria rispetto ai nostri soldi, quindi praticamente queste persone hanno una grande difficoltà ad avere da parte un pochino di soldi per ogni eventualità, per affrontare i problemi. E vivono così senza pensare al domani, senza pensare al futuro. Si alzano la mattina e cominciano a pensare quello che devono vendere o quello che devono barattare e lavorare nella risaia per avere un raccolto che sicuramente non coprirà tutto l'anno, però gli garantisce almeno quei 5-6 mesi. E ogni lavorano nella propria terra? Sì, nella ognuno propria ha terra. questo Sì, pezzettino hanno questo di terra. pezzettino di risaia, naturalmente è un lavoro durissimo, e partecipa tutta la famiglia, quindi c'è stata un'anziana che è venuta da Padre Fedele a chiedere dei soldi per poter pagare una persona per piantare il riso, perché lei poverina era malata e se non aveva piantato il riso non avrebbe mangiato l'anno successivo, quindi è chiaro che è l'unica risorsa che hanno. I bambini non vanno a scuola, ne vanno pochissimi a scuola, perché trasportano sulla testa la terra che deve essere mescolata nella risaia per poter coltivare il riso. È una forza lavoro, come nella capitale, rompono le pietre, le rompono per fare cosa? Il materiale edilizio. Quindi le donne e i bambini spaccano le pietre. Qui a quanti chilometri siamo dalla capitale? Anzi, a quante ore di macchina siamo? Guarda, siamo a 2 giorni. 2 giorni di, 2 giorni. Di macchina? Sì. Se ti va bene arrivi. Se ti va bene dalla capitale, sì. Perché poi... Tu considera il tempo. periodo dei monsoni, ci raccontano che praticamente le persone rimangono impantanate anche per 1 settimana, 10 giorni nella macchina, perché poi non puoi scendere, perché ci sono delle voragini e quindi la macchina è in bilico, poi viene legata la macchina, scavano con le mani o con delle piccole zappe che hanno loro per poterti far uscire da queste paludi, da questa melma, perché strade non esistono. Quindi dal villaggio alla capitale ti devi avventurare. Sì, tu sai che solamente quando parti. Puoi trovare anche, no? Ma guarda, malintenzionati ce ne sono soprattutto nelle zone costiere e ce ne sono anche nella capitale purtroppo, perché la povertà, si sa, poi dopo la crisi del 2008 c'è stato un aumento della criminalità in questo territorio, anche se adesso sembra che le cose stanno un po' cambiando. Ma noi bianchi siamo considerati naturalmente quelli che hanno i soldi. Quindi è chiaro che c'è sempre qualcuno malintenzionato. E tu non hai avuto un attimo di paura? No, a questo non ci ho mai pensato, guarda, no? devo dire la verità.
Avevo il timore quando siamo rimasti sulla pista di notte, avevo il timore che non riuscissimo ad uscire, ma la paura della criminalità no, quella, anche perché cosa ci potevano prendere? Quello che avevamo era così poco, così povero. Ma nel villaggio la vita si svolge in maniera tranquilla, non ci sono... No, è tranquillo. Non c'è... Sì. Non sono episodi di prepotenza, di appropriazione? Perlomeno nel periodo in cui siamo stati noi, devo dire la verità, poi noi siamo considerati dei loro amici, perché quello che abbiamo dico, ma anche portato... all'interno della comunità non c'è qualche episodio? No, noi non abbiamo tipo? avuto questa sensazione, no, assolutamente. Tu considera che quando noi siamo arrivati, noi eravamo lontani ancora dal villaggio, c'erano i bambini che si arrampicavano sulle rocce, io ho sentito il mio nome urlato perché si sono ricordati come mi chiamavo, quindi siamo accolti come amici, siamo accolti con amore. Queste sono gli orti a terrazzamento dove piantano qualsiasi tipo di vegetale, la manioca, il caffè. La giornata in Africa bellissima. Io ti volevo ricordare quella fotografia dove i bambini portavano i sassi eccetera. Abbiamo spedito prima di arrivare noi a luglio un container, ma il container ci può arrivare là, è arrivata da Ambositra al villaggio bisogna scaricarlo, hanno scaricato e chi ha portato tutto quel materiale, i mattoni, le pietre che ci abbiamo portato noi, no? Tutto il villaggio 12 chilometri a piedi, quella è la cosa che mi ha commosso veramente, no? 12 chilometri. 12 chilometri non di strada. Non di strade, di piste, capisci? Ma tu vedere quei bambini con la tegola in testa, bambini di 1 anno e mezzo, 2 anni. Le macchine da cucire, anche della roba molto pesante. Le macchine da cucire che abbiamo portato, tra parentesi, se avete qualche macchina da cucire vecchia, portatela qua da Tirio che poi noi faremo il prossimo container, no? Va bene, di questo poi ve ne parlerà Teresa. Ed è bello, perché io ho pensato a questo dispensario, no? Ho detto che 25 anni fa ci ho portato gli Oltran nel nord, perché venendo qui alla capitale sono stato contattato da un sacerdote, mi ha portato a questo villaggio e il capovillaggio mi ha regalato la ciotola. Invece all'improvviso di che io non ho nulla da regalarti, però c'è una ciotola speciale, è la ciotola del mio cuore, costruiremo un dispensario. Detto fatto, quindi tutte le offerte che io ho ricevuto qua dall'Italia, dal Canada, no? Mandavo ogni tanto 4-5 mila euro e il sacerdote portava il cemento, sempre con quella dinamica di cui ti parlavo prima, e abbiamo fatto questo dispensario che per me, per tutti, in piena foresta dove non c'è una siringa, dove non c'è una pillola, non c'è nulla, dire niente e niente, però è bello questo. Abbiamo portato il ben di Dio là. Ecco, questo è quello. Vedi i bambini, queste qua. Ma bambini più piccoli di questo, è commovente. Come non mettere le ali alla mia età dietro le spalle e continuare ad aiutare? Fin tanto che il Signore mi dà la vita, io continuo. E non sto bene, perché io carcinoma alla vescica, carcinoma alla prostata, pessimeche, maschera notturna, safena fatta, e più hai. Però è bello. C'è la scuola, no? Sì, c'è la scuola in tutti i villaggi, più o meno esiste la scuola, viene gestita dalle suore, dal diacono e dal sacerdote, però c'è il problema di convincere le famiglie a mandare i bambini a scuola. La scuola privata è a pagamento, anche pagando una piccola retta diventa un problema perché le famiglie sono molto numerose e quindi una famiglia non riesce a mandare tutti i figli. Ma poi i bambini sono una forza lavoro. Sono una ricchezza. E quindi non possono andare a scuola. In tutti i sensi. Sì, perché devono lavorare. C'è le bambine poi soprattutto puliscono la casa, che è questa capanna, ma cercano di pulirla perché lì c'è una stanza dove ci sono 3 pietre sulle quali loro cucinano, questo fumo che annerisce tutto e serve anche come antiparassitario. Tu pensa che all'esterno hanno una casetta con dei cerchi nei quali loro mettono la dispensa. Perché? Perché ci sono i ratti che circolano.
E i ratti in pratica sono i veicoli della peste bubonica, che è endemica del Madagascar. Quindi una situazione terribile, le bambine che le vedi sempre con i fratellini o le sorelline sulle spalle, cioè non hanno una vita, diciamo, non hanno più l'infanzia, sono già adulti. Ci fermiamo alla pubblicità tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Oggi Storia si è immersa in questo Madagascar così multiforme, una cosa dell'Africa. Sì, è una cosa molto molto bella, ci stai raccontando anche di sofferenze, di dolore, di sofferenze umane molto forti e toccanti. Mentre c'è la pubblicità mi dicevi della funzione che ha invece il capovillaggio, che è il punto poi di riferimento di tutti gli abitanti di questa, come dire, di questo segmento, no? Sì. Che si trova, quanto hai detto, a 2 giorni di macchina dalla capitale. Dalla capitale, se va bene. Allora, il capovillaggio ha questa figura importante perché ha una grande comunicazione con tutti, sa tutto di tutti e prende le decisioni. Tutti devono andargli a raccontare le cose. Sì, perché poi c'è anche un consiglio degli anziani. Ma è un anziano, sì, è più saggio del villaggio, no? L'anzianità là non la sai distinguere, perché uno che ha 30 anni ti sembra già anziano, hai capito? Perché c'è un invecchiamento precoce. Però questo capovillaggio è quello che praticamente emana delle regole che vengono rispettate, fa il pacere, prende le decisioni e poi c'è un consiglio degli anziani. Lui cosa fa? Ogni tanto la sera tu lo senti che urla. La prima volta io dicevo: ma cosa sta succedendo? Tu al buio, immaginati, ti affacci da questo portoncino, da questa fessura, e tu senti questo che grida e in malgascio. Tu dormivi nella stanza della missione, no? Sì, dormivamo in questa capanna. Ah, una capanna pure questa, non c'è capanna, non è una struttura. No, strutture là non esistono, solo il dispensario che ha fatto Padre Fedele. E quindi questo capovillaggio cosa fa? Annuncia la sera tutto ciò che si farà il giorno successivo. Quindi se qualcuno andrà a fare la spesa al villaggio, se ci sono delle nascite, se ci sono degli eventi particolari, se bisogna organizzarsi per andare a prendere del materiale nel vicino villaggio, se bisogna lavorare per allargare una pista, tutto quello di cui c'è la necessità che si comunichi all'intera comunità è compito del capovillaggio. La sera, con una specie di lampadina, comincia a urlare in mezzo a queste capanne e racconta e spiega quello che bisogna fare il giorno successivo. Dà degli ordini ai quali nessuno si sottrae. Ma dopo averne discusso con il Consiglio degli Anziani, oppure lui Ma che questo, impone guarda, la sua... penso che decisioni importanti le discutono sempre nell'ambito del Consiglio degli Anziani, ma tutto ciò che sono le comunicazioni di routine le decide lui. Come si partorisce lì, Fedele? È bellissimo, io ho chiesto al capovillaggio, dico, io vorrei parlare con 2 persone, chi prende i bambini, sono 2 matrone, allora le chiamo io e tramite l'interprete del capovillaggio mi faccio spiegare. Dai primi mesi di gestazione queste matrone, erano 2, perché non ci sono infermiere, tengono in consegna la partoriente e incominciano a tastare il ventre e loro riescono a capire se è un parto verso il 5º, 6º mese o 7º mese, se è podalico oppure no, e cercano di raddrizzare la cosa. È facile il parto lì perché le donne lì camminano a piedi, fanno chilometri e chilometri, quindi praticamente il parto è normale. Dove avviene? Nella capanna. Nella capanna arriva il parto. E poi ho domandato io, ma la placenta come la gestite voi? Noi la prendiamo,
tagliamo con una lametta, una forbice, il cordone ombelicale. Chi è fortunato che c'ha un po' di alcol utilizza quello, poi fanno il nodo e di quella placenta dove va a finire? Una volta che esce il bambino, una volta che abbiamo tagliato il cordone ombelicale, la placenta esce dalla donna e per un motivo di gravità prendono la donna sotto le ascelle, la alzano un pochettino e la placenta esce. E dove la buttate? No, non si butta la placenta. Perché? Perché se si butta c'è pericolo che gli animali possono scavare. E allora fanno una buca nella capanna stessa e la mettono là dentro. Questo ha un significato molto interessante della gestazione, del parto. Per cui, mi diceva il sacerdote, adesso che noi abbiamo portato questo ben di Dio, abbiamo messo il lettino ginecologico, abbiamo portato i lettini, e per fare partorire le donne in questo dispensario, forse nei primi tempi sarà un po' difficile. Per questo motivo. Muoiono molti bambini purtroppo, no? Sì. Tu non so se ricordi l'immagine di quell'albero che hai visto con quei bambini. Quell'albero è a strapiombo su un'altezza di 200 metri e lì i bambini giocano tranquillamente, si arrampicano. Quindi un bambino che cade da quell'altezza finisce in una risaia, rimane lì. Poi ci sono bambini che naturalmente nascono con gravi problemi, perché la cattiva alimentazione porta a delle grandi disabilità mentali. E vedi quest'albero è a strapiombo e io quando l'ho visto tremavo perché i bambini piccoli si arrampicavano e questi rami oscillavano e io guardavo sotto e io pensavo, dico, ma com'è possibile che i genitori abbiano questa sicurezza? Perché purtroppo lì si vive così, non si può avere paura. Ci sono molte donne che appunto muoiono di parto, ci sono molti uomini che muoiono precocemente perché alcuni di loro, diciamo, fanno uso improprio dell'alcol perché se ne bevono tantissimo ed è un alcol che producono loro, il tachigas, che per loro è una grande risorsa. Questo tachigas viene prodotto attraverso la macerazione della canna da zucchero e poi viene commercializzato in capitale ad un prezzo molto alto e c'è un progetto adesso di questo tachigas per trasformarlo in gas da cucina, ma ancora ci vorrà del tempo. Questi, diciamo, che fanno uso di questo alcol è devastante perché è un alcol che sembra alcol etilico e quindi muoiono e lasciano i bambini da soli. Ora nel villaggio, bene o male con le suore, si riesce a farli sopravvivere, perché le suore, devo dire, la Chiesa è sempre molto presente, molto attiva. Nella capitale invece aumentano le file dei clochard, quindi questi bambini vivono nelle gallerie, si sballano sentendo i fumi della benzina delle macchine che lì è fortissima, oppure li puoi trovare nelle discariche della spazzatura, perché lì vivono insieme ad altre persone. Di notte sono gli uomini che cercano qualcosa da poter recuperare, di giorno le donne con i bambini per poter rivendere qualcosa. Senti, come comunicavi con loro? Guarda, io comunicavo in francese con il capovillaggio e poi quando abbiamo dovuto parlare nella chiesa con tutto il gruppo del villaggio, lui traduceva in malgascio, quindi siamo riusciti a comunicare bene. Ma poi la comunicazione, sai come avveniva? Avveniva con gli occhi, perché i bambini talmente capivano ciò che tu volevi dire che bastava una carezza, quindi non abbiamo trovato delle difficoltà. È stato molto bello. Portato dei generi di prima necessità, no? Sì, come hai visto la pasta l'abbiamo portata noi, no? Però adesso noi stiamo preparando già da adesso il prossimo container che vi dirà Teresa cosa abbiamo bisogno e ti chiedo di aprire le porte come fai tu spesso, sempre,
qui nel tuo studio, se qualcuno vuol portare qualcosa, noi l'accogliamo con le mani aperte. Noi abbiamo bisogno di macchine da cucire. Vediamo, lo dice Teresa. Sì, se no, ma sto facendo un'altra cosa. Macchine da cucire, non quelle elettriche, ma quelle a pedale, perché la corrente non c'è. Poi le altre cose vedrà Teresa. Io conosco bene la solidarietà e l'amore dei cittadini di Cosenza. Dei calabresi. Dei cittadini di Cosenza, di Casanza, e di Cosenza e della Calabria. E tu mi precedi, va bene. Tu sei un vero... No, vai avanti. Giornalista. Vai avanti. Perché noi riceviamo da tutte le parti, addirittura ho parlato del Canada, dove risiede la mia famiglia. Allora io vorrei che tu ti facessi promotore di questa campagna, perché abbiamo un po' di tempo, penso che dopo Natale, febbraio, vogliamo spedire questo container affinché possa essere subito pronto e arrivare verso luglio o giugno e poi noi ritornare lì. Adesso io cedo la parola a Teresa. Teresa torna in Africa? Sì. Ci torna. Con grande slancio. Nonostante le difficoltà che abbiamo affrontato, è stato un viaggio difficile, sì, complicato. Molto complicato, difficile. Hai temuto? Ripeto, la notte che siamo rimasti con la macchina impantanati ho avuto paura che il pick-up si capovolgesse, perché tu considera, lo alzano a braccia. Quindi, cioè noi stiamo parlando di 50-60 persone che cercano di prendere questa macchina e di sollevarla. Quindi tu sei in balia, da un lato ci sono i burroni, dall'altro ci sono le risaie, e tu non sai, e c'è il buio totale. Senti solo le loro urla, che per darsi forza cantano per poter avere la forza di alzare questa macchina, di aiutarti. Allora, che cosa avete bisogno? Allora, io mi sono appuntata alcune cose perché non volevo rischiare di non ricordarle. Ci sono dei farmaci importanti che sono quelli, diciamo, più semplici, generici. La betadina innanzitutto, antibiotici generici, antimucolitici, espettoranti, quindi sciroppi per la tosse, i colliri, creme per la protezione solare, perché ci sono questi problemi che le persone hanno delle irritazioni proprio per il sole molto forte, perché quando c'è il sole, insomma, la temperatura è altissima, nonostante abbiano la pelle scura. Occhiali da sole, antidolorifici e poi naturalmente guanti, siringhe, garze, bende oculari e i punti di sutura, perché lì ci sono tante persone che hanno delle ferite e non hanno potuto mettere dei punti, e per mettere dei punti è molto semplice, può farlo anche il capovillaggio, però è importante averli i punti di sutura. Adesso con il dispensario è chiaro che ci saranno dei medici che a rotazione dei volontari andranno lì sul posto, quindi noi, se forniamo di questi farmaci, abbiamo la certezza che queste persone possono essere seguite. Poi ci serve che cosa? Ci serve... Questa è una richiesta un po' strana, forse vi può sembrare, perché è troppo. Ci serve un fuoristrada. Magari c'è qualcuno che ce l'ha in garage, non lo usa. Un fuoristrada specifico, io dico le marche, perché non è un... le marche non lo dico, semplicemente dico. Un bel 4x4 ecco, robusto. Un 4x4, ma proprio robusto, grande, proprio serio, robusto, uno di quelli, no? Proprio deve essere un carro armato, perché le altre macchine è inutile mandarle. Molti ci hanno fornito altre macchine e ci dicevano: guardate, mettiamo a disposizione questa tipologia di macchina. Non ci serve, perché là non ci sono strade, ci sono dei canyon, quindi queste macchine dove entrano nei canyon e ci rimangono. Questi jeeponi proprio grandissimi. No? Poi ci servono le biciclette che noi abbiamo già portato, e queste biciclette loro le utilizzano per spostarsi i ragazzi e caricano di masserizie tutta la bicicletta e camminano. Caschi moto, perché c'è il diacono e il sacerdote che hanno una moto, un enduro, con il quale si possono muovere più facilmente, hanno bisogno dei caschi. Abbiamo bisogno di materiale sportivo e attrezzatura sportiva, abbiamo bisogno di materiale per la scuola primaria e per la scuola dell'infanzia, quindi libri, giochi intelligenti che spingano nei bambini la voglia di apprendere, perché loro sono una fonte inesauribile di curiosità, ma hanno bisogno di essere veicolati. Materiale scolastico, quindi quaderni, penne, colori, matite, lenzuola,
traverse, copertine in pile, abbiamo bisogno di pentole, piatti, bicchieri, posate, tovagliati, filo per cucire, anche i bottoni, le forbici, il metro da sarto, le stoffe, le macchine da cucire, come diceva padre Fedele, a pedale. E poi per finire i dizionari di italiano, francese e inglese, soprattutto di italiano perché loro vogliono imparare l'italiano e quindi anche per noi è una cosa bella questa. E tutta questa roba partirà con il container che abbiamo intenzione avete già programmato quando? Sì, diciamo che dopo le feste natalizie abbiamo intenzione di organizzarlo. Arriverà dopo un mese all'incirca, anzi questa volta ci ha impiegato pure di più, e noi saremo lì per la distribuzione, quindi tutto ciò che i benefattori daranno sarà preso da noi in consegna e dato, distribuito alle persone, come abbiamo fatto la volta scorsa. Io dico che se per Natale dovesse venire un'ondata di solidarietà e riempiamo questo studio, io con te lo faccio subito, non aspetto dopo Natale. Quindi carissimi amici, se volete mettermi in difficoltà oppure vogliamo mettere in difficoltà Attilio, portate questa roba che ha detto Teresa. Sarebbe una straordinaria difficoltà, una straordinaria difficoltà. Fatemi capire, poi arriva alla capitale, dalla capitale viene... Dalla capitale c'è un camion, c'è il nostro sacerdote, questo è padre Antoine, prenderà il container e arriveranno ad Ambositra, che è una provincia. Da lì riescono attraverso un camion, che è un camion che sembra quei camion che noi vediamo nei film di guerra, con delle ruote altissime, dei camion tutti sgangherati, e riesce ad arrivare ad un villaggio che si chiama Amboimitongo, e da lì comincia la processione, perché la sera precedente tutte le persone vengono allertate dal capovillaggio che c'è necessità di braccia per lavorare, e tutti quanti, anche i bambini. Ma non c'è il rischio che dalla capitale al villaggio arrivi poca roba? Poi? Guarda, con noi non è successo. Ma c'è questo rischio? Ma penso di sì, perché mi raccontano di tante altre volte che i container magari soprattutto nella capitale poi hanno preso altre strade, però con noi non è mai successo. Tutta la roba segnata, tutta la roba controllata è arrivata a destinazione, anche le virgole. Senti, cos'è per te il cielo dell'Africa? Guarda, il cielo dell'Africa è la notte, perché ci sono più stelle che qua. È molto più grande, lo vedi tutto più grande, è il cielo, un cielo stellato, e a volte io pensavo, guarda, quella luna la vede anche la mia mamma, o la vede anche mia figlia, o la vede anche mia nipote, però vedi la differenza, loro sono in un mondo occidentale comodo, noi siamo qui in un mondo dove c'è una miseria straordinaria. Poi ti ripaga tutto questo sorriso, questa gioia che loro ti danno e questo grazie che ti dicono con il cuore. Dimmi il momento più bello tuo vissuto in Africa. Ti sembrerà strano, però i momenti più belli sono quando tu ti trovi in difficoltà. Non vorrei essere poeta, no? Ma quando tu ti trovi in difficoltà, quelle difficoltà di cui parlava Teresa, pure io guardavo sotto, ero nella macchina, se fai una piccola mossa te ne vai giù, te ne vai al Padre Eterno, però in quel momento tu sai che c'è qualcuno che ti protegge. Io ho due pensieri: primo, Gesù Cristo; secondo, mia madre. Io sono orfano. Io la sento mia madre quando mi dice vai avanti, non ti preoccupare, se no alla mia età non potevo fare queste cose con tutte le patologie che ti ho detto poco fa. E quindi io dico, la gioia, vorrei trasportare o trasmettere questa gioia alle persone che ci ascoltano. È veramente bello servire il Signore nella povertà ed è bello servire i poveri, è veramente stupendo, meraviglioso. Un appello lo faccio ai colleghi medici: aiutatemi ad aiutare. Ci sono moltissimi medici che vogliono venire, già alcuni sono venuti con me, tipo Giovanni Perri per esempio, che è venuto con me 2 volte, ma anche gli altri
che vogliono fare un'esperienza, ecco, venite, ritornerete a casa pieni di gioia, non solo, ma arricchiti. Fatela questa esperienza. Senti Teresa, nel momento in cui c'era questa jeep che stava in bilico, hai pensato, ma chi me l'ha fatta fare? No, non hai il tempo di pensare a queste No? cose. No. Perché sei talmente presa e sbatti la testa da una parte all'altra, perché noi in questa macchina siamo usciti con praticamente gli ematomi sulla testa. Allora Padre Fedele da destra andava a sinistra e da sinistra a destra, perché noi stiamo parlando di strade che all'improvviso ti trovi delle buche enormi, quindi entri dentro, poi esci da una parte, piega a destra, piega a sinistra, è terribile. Però tu non riesci in quel momento a pensare ma chi me l'ha fatta fare, perché non c'è il tempo. Questi autisti improvvisati. No, per fortuna sono degli autisti che poi erano Sono anche bravi. sacerdoti, molto bravi, altrimenti là non esci. Perché la macchina è una macchina come si deve. È trovata. Queste sono le strade. Queste no? sono Queste le strade. Diciamo la strada. La strada, chiamiamola. E tu il pensa percorso. con le mani a scavare per poter uscire. Ma quello è fango da però. queste... Sì, ma poi quelli che vedono questa scena spontaneamente si mettono lì a perché lì ad aiutare. praticamente c'è pieno di gente, tu non vedi nessuno, ma all'improvviso basta un fischio e arrivano subito bambini, donne, uomini. Anche di notte. Anche di notte, perché a noi è successo pure di notte. Guarda, E non c'era una luce, tu vedevi il buio più totale, più pesto e la macchina che oscillava e tu non sapevi che strada dovevi prendere, cosa dovevi fare. Ti veniva la voglia a volte di aprire lo sportello ma non sapevi come uscire perché non sapevi quello che trovavi dietro. E quindi era terribile. Ma questo non ci impedisce di andare avanti. Io vi ringrazio per essere stati qui. Grazie a te. io ringrazio te. Mi avete raccontato le cose straordinarie che, come dire, puntano dritto al cuore della gente. Io credo che ci sarà Perché noi possiamo fare molto attivi. tantissima gente che sosterrà la vostra grandissima missione e metterà a disposizione tutto quello che possiede, che ha, che può fare, insomma. Certo. Perché anche un piccolo oggetto, sì, perché noi qui siamo magari molto può fortunati. qui può essere un oggetto che è insignificante, neanche invece usiamo. può regalare un sorriso. Io vi ringrazio, anticipatamente vi ringrazio perché vi conosco molto bene, so che voi riempite le mani, riempite quante cose ci sono scritte qua dentro, quante cose. E quindi praticamente vi ringrazio anticipatamente di quello che farete per questi bambini, per queste persone che non hanno la fortuna di avere quello che noi abbiamo. Aiutateci ad aiutare e Dio vi benedica. Bene, sempre. io vi ringrazio. Storie torna mercoledì nella sua forma abituale. Questo era un piccolo speciale dedicato a questo viaggio missione e abbiamo, come dire, grazie alle parole di Teresa, di Padre Fedele, come dire, respirato l'aria del Madagascar e visto la sofferenza negli occhi di quei bambini, ma anche la gioia nel ottenere l'affetto. Cos'altro? Perché cosa puoi dare a questi bambini? Niente, se non, no? Sì, Se non un piccolo segnale della presenza, piccole cose, la speranza di che tu portare pensi a un loro, cambiamento. che tu sei dalla loro parte. Ecco, questa è Sì. una cosa bellissima. Loro hanno fiducia in noi. Attimo, dobbiamo mettere il numero telefonico forse. Sì, adesso, sì. ma tanto il nostro numero di telefonico c'è, 094 171. Grazie, arrivederci, a domani.